Il messaggio del Capo dello Stato Mattarella per le celebrazioni del 4 novembre, la pace, valore da preservare. Al Sacrario di Re di Puglia il Presidente del Senato La Russa: ai caduti nel nome della patria dobbiamo memoria e gratitudine. Ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia, danni e disagi causati da allagamenti, mareggiate, frane e smottamenti. Per precauzione chiuso il ponte sul torrente Torre a Chiopris. Il fenomeno migratorio rischia di esplodere nell'Isontino. La sindaca di Gradisca chiede di chiudere il CARA. Il prefetto di Gorizia si appella alla Curia per trovare nuovi posti per l'accoglienza. Un pensionato di 84 anni scomparso e poi ritrovato grazie all'appello di Telefriuli. A notare il servizio un caporale maggiore dell'esercito che dopo aver visto l'anziano ha chiamato la centrale operativa per chiedere aiuto. Nel giorno dei 25 anni da Udinese Ajax, l'Udinese al Friuli cerca la vittoria che manca da un mese. Problema dell'ultimo minuto per Udoge che non potrà essere impiegato. Sottil deve studiare una soluzione. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Nella giornata del 4 novembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un vero e proprio inno alla pace, guardando al contesto internazionale. La pace è un valore da coltivare e preservare e più che mai l'odierna aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina ci chiama alla responsabilità di testimoniare concretamente le nostre convinzioni, sottolineando la necessità di presidiare con i nostri alleati i principi su cui si fonda la cooperazione internazionale. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella per le celebrazioni della giornata dell'unità nazionale e la festa delle forze armate. Presenti la Premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana e il ministro della Difesa Crosetto. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Mattarella ha poi lasciato la capitale per raggiungere il Sacrario militare dei caduti di Oltremare di Bari. Ci siamo abituati alla pace, ha detto il Presidente della Repubblica nel capoluogo della Puglia. L'Europa unita è stata per 70 anni l'antidoto più forte a egoismi e nazionalismi. Poi, improvvisamente, la tragedia della guerra è riapparsa nel nostro continente a causa della sciagurata e inaccettabile aggressione che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina e il suo popolo. I punti fermi della nostra bussola, ha aggiunto Mattarella, restano la vocazione europeista e il solido legame transatlantico. La pace è un valore da coltivare e preservare. Nella capitale, dove sono sfrecciate anche, ecco, le vedete proprio in queste immagini, le nostre frecce tricolori, il ministro della Difesa Crosetto ha partecipato alla cerimonia nella stazione Termini in ricordo dell'arrivo a Roma nel 1921 del treno partito da Aquileia su cui era la salma del milite ignoto. Per il 4 novembre in regione la tradizionale cerimonia sotto una pioggia battente al Sacrario di Re di Puglia, alla quale sono intervenuti il Presidente del Senato La Russa e il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Ai caduti nel nome della patria, ha detto La Russa, dobbiamo memoria e gratitudine. È stata la pioggia l'ospite non atteso durante le celebrazioni del 4 novembre al Sacrario di Re di Puglia. La cerimonia per ricordare l'unità nazionale e le forze armate è stata rovinata dal violento temporale che ha investito il Sacrario, costringendo le autorità a una cerimonia sprint con solo la preghiera per la patria e la lettura delle motivazioni della medaglia al valor militare al milite ignoto. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sfilato i plotoni schierati e ha deposto una corona in memoria dei caduti. Abbiamo dato il presente alla loro memoria e lo abbiamo scritto sull'albo d'onore, come credo è avvenuto ogni anno e come spero avverrà per sempre. Sembra paradossale parlare ancora oggi di guerra, pensiamo all'Ucraina, all'invasione della Russia e qua piangiamo i morti di 2 guerre mondiali. Oggi celebriamo la festa delle forze armate, la festa dell'unità nazionale. Paradossale o noi a loro che dobbiamo memoria e gratitudine. Paradossale parlare di guerra. Sì, non parliamo di guerra, infatti parliamo di memoria di coloro che sono caduti nel nome della patria. Presenti dopo tanti anni anche delle scolaresche tutti i reparti dei corpi della difesa, oltre ovviamente alle autorità locali. 4 novembre è un simbolo per
per tutta Italia, in particolare per la nostra terra, per questo territorio di confine, per tutto quello che è la storia, ma è anche volano di visite importanti su questo territorio come lo sono state negli anni passati. È una giornata importante per tutti, dove non ci devono essere divisioni, si ricorda l'unità, si ricorda anche i caduti per la nostra unità, da una parte e dall'altra in un territorio come il nostro, e si ricorda soprattutto anche lo straordinario lavoro delle forze armate in tempo di guerra, ma mi permetto di dire anche in tempo di pace, e questo territorio lo sa, lo ha provato sulla propria pelle, e quindi il ringraziamento va anche agli uomini in armi che sono sempre disponibili per il bene del Paese. Al Sacrario di Re di Puglia si è rivisto anche il pubblico, tanti i visitatori al Sacrario in questa giornata particolare. È tradizione, veniamo regolarmente quando possibile, siamo appassionate di questo evento. Sì, da quando sono piccola, perché avevo i nonni che abitavano qua vicino. Io mi ricordo quando ero bambino qui non ci si muoveva, c'era tantissima, ma tantissima gente. Adesso purtroppo non si sente più. La sfilata qua io l'ho fatta da militare nel 79, facevo militare a Cormons. Ogni 3 o 4 anni vengo a fare il giretto. Ricordare tutta la storia dei nostri nonni che hanno veramente vissuto dei giorni terribili qua su è emozionante, davvero. Per lei invece è un luogo che conosce bene? Sì, conosco molto bene, sono venuto tante volte, mi fermo spesso, ho anche un bisnonno che è di guardia. Non è la prima volta che vengo, noi siamo abruzzesi, siamo qui in vacanza e abbiamo approfittato per questa manifestazione secondo me importantissima, purtroppo con poca gente, sarà anche il tempo, però sicuramente è un'emozione grande sempre, ogni volta. Stare della Patria è un simbolo piuttosto, ma questo qui ti fa ricordare effettivamente quello che c'è stato tanto tempo fa, purtroppo, insomma, con tante vittime. Orgoglioso di aver fatto l'alpino e ci tengo tantissimo proprio. Che emozioni? È un'emozione perché qui c'è un momento di raccoglimento, di memoria, che dobbiamo sempre ricordarla alle nostre future generazioni, che si ricordino cosa hanno fatto i nostri avi per avere questa libertà di oggi. Sì, è una grande emozione, io non sono neanche di qua, sono venuta qui perché c'è appunto il mio ragazzo che oggi è stato coinvolto in questa grande manifestazione molto emozionante e rappresentano tantissimo l'orgoglio italiano, quindi in cui io credo tantissimo. E a margine della cerimonia di Re di Puglia, spazio anche ai commenti sulla politica, guardando alle regionali del 2023. Il centrodestra compatto con Fedriga, fa sapere Ciriani, ma in alternativa candidato di Fratelli d'Italia e non di Forza Italia. Il centrosinistra per vincere, dice la deputata Dem Deborah Serracchiani, ha bisogno di un campo largo. Quanto la situazione in Lombardia potrebbe pesare sul futuro della candidatura di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia? Zero. Nessun dubbio? Sento voci un po' strane, ma io credo che se Fedriga se chiede, vuole, desidera essere ricandidato, ha, come dire, il diritto di prelazione sulla candidatura, dopodiché se non tocca la Lega certamente non tocca Forza Italia. Se nel centrodestra non ci sono dubbi per la candidatura di Fedriga a presidente e solo in caso di rinuncia dello stesso Fratelli d'Italia è pronta a reclamare la casella, nel centrosinistra il Partito Democratico sta lavorando pancia a terra per trovare un candidato. Il Partito Democratico sta appena eletto il segretario regionale che sta lavorando al programma, alla squadra e ovviamente anche ad organizzare al meglio le prossime elezioni regionali, e quindi lavoreremo come abbiamo sempre fatto tutti insieme per trovare non soltanto la persona, donna o uomo migliore che possa rappresentarci, ma anche per prospettare a questa regione un'alternativa a quella della destra. Si punta a un campo largo? Si punta a vincere le elezioni. Per vincere le elezioni non si può essere da soli, e per non essere da soli bisogna cercare di avere un dialogo aperto con tutti, ovviamente su valori condivisi, ma anche su programmi e progetti che possano essere utili e importanti per la regione. Voltiamo pagina, è ufficialmente arrivato l'autunno, pioggia battente su Re di Puglia, l'avete visto, ma il maltempo si è abbattuto oggi su tutta la regione causando danni e disagi, ci sono stati allagamenti, mareggiate, smottamenti, frane. Per precauzione è stato anche chiuso il ponte sul Torre a Chiopris.
Alberi caduti, frane, allagamenti, fiumi ingrossati, mareggiate e un nuovo sversamento di sostanza inquinante. Il passaggio dell'ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia ha lasciato il segno. Numerosi volontari della protezione civile al lavoro insieme ai vigili del fuoco per contenere gli effetti della perturbazione. Alle 15 di oggi, per precauzione, viste le intense precipitazioni, è stato chiuso il ponte sul fiume Torre a Chiopes Viscone. Disagi anche nel comune di Pulfer, dove questa mattina gli operai del comune hanno rimosso un masso caduto lungo una strada comunale in prossimità della frazione di Pegliano. Una ditta specializzata interverrà invece in Varresia, lungo l'ex strada provinciale, per rimuovere una colata di detriti da un rio sulla viabilità. Disagi a Frisanco e Pofabbro per la caduta di alberi, massi e smottamenti vari. Volontari della protezione civile hanno lavorato ad Aquileia, lungo la strada regionale 352, per la caduta di alberi a causa del maltempo. Le strade sono state messe in sicurezza anche dai rami caduti per il forte vento. A Marano Lagunare è stato registrato lo sversamento di una sostanza oleosa in acqua contenuta in un bidone. È stata circoscritta l'area col posizionamento di panne assorbenti. In miglioramento la situazione a Grado, dove a seguito della mareggiata parte della spiaggia è stata erosa e l'acqua alta ha comportato allagamenti nella zona del Mandrachio e lungo alcune viabilità, situazione pressoché identica a Lignano. L'emergenza meteo dovrebbe esaurirsi entro la serata. Ma il sistema ha retto perché l'acqua è riuscita a defluire in modo ordinato, per cui non abbiamo avuto delle grosse criticità. La perturbazione passerà, lascerà spazio a delle giornate di bel tempo e quindi sicuramente poi la fase critica sarà alle spalle. Il fenomeno migratorio rischia di esplodere nell'Isontino. A richiamare l'attenzione su quanto sta accadendo nel territorio ancora una volta la sindaca di Gradisca, che chiede che sia chiuso il CARA, che attualmente ospita il quadruplo dei migranti consentiti. Intanto al Parco degli Eroi continuano a bivaccare anche col cattivo tempo numerosi richiedenti asilo. Senza cibo, senza la possibilità di lavarsi, dormono all'addiaccio sotto ripari di fortuna. Siamo nel cuore della cittadina, a poche centinaia di metri dal comando dei carabinieri. Questo è il Parco degli Eroi e come vedete attorno a me la situazione è sempre la stessa. Ci sono almeno 15-20 migranti che da quella volta stazionano qua. La temperatura però è cambiata, è arrivato il maltempo, le temperature si sono abbassate. Loro anche stanotte hanno dovuto dormire all'addiaccio con i mezzi di fortuna che hanno trovato. Qualcuno gli ha donato delle tende, vedete, hanno dormito e ci sono ancora delle persone sotto proprio il portico, il porticato del supermercato. Qualcuno invece gli ha regalato una tenda, ma sono costretti a vivere in una situazione di indigenza. It was raining and we were here in shed. No hospitality, no food, no accommodation. Thank you very much. Vedete, questa è la situazione. Lui dice che è arrivato qua a fine ottobre e la polizia gli dice sempre torna domani, ma di fatto questi ragazzi, questi migranti che arrivano dal Pakistan stazionano sempre qui al parco, all'addiaccio, perché le temperature, come dicevo prima, stanno rapidamente scendendo e solo grazie alla beneficenza di qualcuno loro riescono a vestirsi e a mangiare, ma di fatto è una situazione che rischia davvero di esplodere. Questa è la situazione quindi dal Parco degli Eroi di Gradisca. E da 2 settimane i trasferimenti dei richiedenti asilo da Gradisca di Sonso ad altre regioni italiane sono di fatto fermi, questo per numeri importanti anche nel resto del territorio nazionale. Ne abbiamo parlato con il prefetto di Gorizia, il quale per trovare nuovi posti per l'accoglienza si appella alla curia. Situazione migrazione e migranti nel territorio del Goriziano, situazione abbastanza, diciamo così, gravosa, pesante. Sembra che stia sfuggendo di mano. No, la situazione non sta sfuggendo di mano. Ci sono circa 900 persone in questo momento accolte nelle strutture per richiedenti asilo della provincia di Gorizia. Tutte le strutture sono sature, sono in overbooking e nonostante questi numeri enormi riescono comunque a garantire a queste persone un'accoglienza quantomeno dignitosa. Questo però fa sì che si crei una sorta di effetto richiamo per cui il tam tam fa sì che le persone attratte
parte a Gorizia, nella provincia di Gorizia, dalla qualità dell'accoglienza che viene qui erogata, si presentino. Alcune persone stanno dormendo al parco perché, come dicevamo prima, nonostante la grossa attenzione del Ministero dell'Interno, che da luglio ha disposto circa 500 trasferimenti, un numero enorme di persone da Gorizia e da altre province, continuano ad arrivare. La settimana prossima ci incontreremo, io ho già parlato con l'Arcivescovo nei giorni scorsi e ho avuto conferma della sua disponibilità a dare una mano. Tutte le istituzioni, tutti pubblici e privati sono disponibili a dare una mano, ma dobbiamo fare i conti, ripeto, con numeri enormi. Nonostante questi numeri importanti, sia di persone al CARA, sia di persone che comunque qualche decina gravitano a Gradisca senza riuscire ancora a entrare in accoglienza, non sono stati registrati aumenti neppure minimi di reati né tantomeno turbativi all'ordine della sicurezza pubblica. Per sanzionare il migrante non si possono revocare le misure di accoglienza. Lo ha stabilito il TAR del Friuli Venezia Giulia in una sentenza riguardante 2 ospiti proprio del CARA di Gradisca. I 2 stranieri, entrambi pakistani, avevano utilizzato un fornelletto elettrico per cucinare, provocando un cortocircuito. Per punirli, la prefettura di Gorizia aveva revocato l'accoglienza. I 2 sono ricorsi al TAR, che ha dato loro ragione. Secondo i giudici, una misura del genere non ha spazio nell'ordinamento italiano, essendo contraria al diritto dell'Unione Europea. Ai 2 pakistani è stato riconosciuto anche un risarcimento di 100 euro ciascuno. Una nuova perizia che dovrà stabilire il livello di pericolosità sociale attuale di Alejandro Augusto Stefan Meran, il giovane di origine dominicana che nel 2019 uccise 2 agenti di polizia in questura, è stata incaricata oggi dalla Corte d'Assise di Trieste allo psichiatra udinese Francesco Piani. Lo ha deciso oggi la Corte d'Assise d'Appello di Trieste, riunitasi per un'udienza periodica proprio per discutere con tutte le parti in causa lo stato di pericolosità del giovane. La Corte ha dato 60 giorni di tempo all'esperto per depositare la sua relazione. Sfereggiò una prostituta al volto con una bottiglia. Uscirà dal carcere per finire ai domiciliari con il braccialetto elettronico. È la decisione del Tribunale del Riesame di Trieste in merito al 20enne di Basiliano che il 20 ottobre aveva fissato un appuntamento a Udine con la vittima per poi aggredirla con la bottiglia portata da casa. Il giovane, spiega il difensore, l'avvocato Roberto Mete, soffre di un disturbo della personalità che lo ha pregiudicato anche nel percorso scolastico. C'è stata sicuramente una percezione di pericolo da parte del ragazzo, continua, che si confida possa essere accertato in fase investigativa. E un uomo di poco meno di 40 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere di Buia. Stava utilizzando una macchina per il movimento della terra quando il veicolo si è ribaltato lungo un crinale. L'uomo, che ha riportato diverse contusioni, non è riuscito a venire fuori dall'abitacolo e non senza difficoltà ha allertato i soccorsi sul posto. Sono stati inviati l'elisoccorso ed un'ambulanza da Tarcento. Per liberarlo dal mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco, poi è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. E un uomo di 80 anni, Alverio Lizzi, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via del Verde a Mels di Colloredo. L'anziano era riverso a terra al pianterreno della propria casa. Da 2 giorni non si avevano sue notizie. L'ultima volta i vicini lo avevano notato mercoledì mentre andava nel centro del paese per comprare il pane e il latte. Oggi la tragica scoperta: il corpo è stato trovato senza vita sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ed ora un'ultima ora relativa ad un grave incidente stradale. Versa in condizioni gravissime un uomo che nel tardo pomeriggio di oggi ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è andato ad impattare con violenza contro le auto posteggiate nello slargo antistante un pubblico esercizio di via Nazionale.
a San Daniele del Friuli. Nell'impatto la vettura si è ribaltata su un fianco. L'uomo è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo della macchina. Sono serviti 20 minuti per liberarlo, poi l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari. Quindi il trasferimento in volo d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Nell'incidente non sono state coinvolte altre persone. Più di 240.000 giocattoli, tutti con marchi contraffatti, Disney e Pokémon, sono stati sequestrati dai finanzieri a Malborghetto Valbruna. Erano a bordo di un camion proveniente dall'est Europa e diretto verso il centro Italia. Forse i più piccoli, ai quali quando si tratta di giocattoli non sfuggono i dettagli, se ne sarebbero accorti. Più difficilmente l'avrebbero fatto i loro genitori, trovandoli tra gli scaffali dei negozi o sui banconi dei mercati. Questi giocattoli, tutti marchiati Disney e Pokémon, sono contraffatti. Tutti di buona fattura, avrebbero tratto in inganno i consumatori finali, se non fosse che sono stati intercettati dalle fiamme gialle della compagnia di Tarvisio. 241.000 pezzi destinati a quanto pare al centro Italia, trasportati a bordo di un automezzo commerciale proveniente dalla Polonia. I finanzieri lo hanno fermato lungo la statale 13 Pontebana nel comune di Malborghetto Valbruna. Le fiamme gialle hanno riscontrato la falsità dei celebri marchi riportati sulla merce trasportata. L'autista dell'automezzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per aver introdotto in Italia prodotti con falsi marchi Disney e Pokémon. Il veicolo utilizzato per il trasporto e 241.000 giocattoli sono stati sottoposti a sequestro. Tra questi le carte Pokémon in confezioni singole o nelle scatole con le quali i più piccoli si sfidano, ma anche tanti peluche di Pikachu e degli altri personaggi del celebre cartone animato, ghiottonerie per i bambini. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli attuati dal Comando Provinciale di Udine della Guardia di Finanza lungo il confine nord-orientale tarvisiano per contrastare i traffici illeciti e la contraffazione a salvaguardia del tessuto produttivo italiano. Nella notte i ladri hanno preso di mira alcune abitazioni ad Orsaria di Premariacco rubando denaro e gioielli. Nel mirino dei malviventi è finita anche la pizzeria al Natisone dove è sparito il fondo cassa, circa 90 euro. Sempre a Orsaria i ladri hanno rubato una borsa da un'automobile parcheggiata, hanno messo a segno un colpo in un'abitazione nel centro. Tutto questo durante la notte, dopo la mezzanotte, quando l'illuminazione comunale è spenta su decisione della Giunta per contrastare il caro bollette. Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, rassicura: stiamo monitorando il territorio anche con le telecamere del controllo targhe, e aggiunge, rispondendo ai cittadini che si lamentano della mancata illuminazione notturna: non date la colpa al buio. Ed ora vi raccontiamo una storia a lieto fine, quella di un pensionato di 84 anni scomparso e poi ritrovato grazie all'appello lanciato da Telefriuli alla prontezza di un caporalmaggiore capo dell'esercito italiano. Vediamo. Hanno letto l'appello lanciato sul sito di Telefriuli e hanno riconosciuto in quell'anziano che vagava vicino alla loro abitazione l'uomo di 84 anni di Codroipo di cui erano scattate le ricerche. È stata la prontezza del caporal maggiore capo dell'esercito italiano Giovanni Malizia e della moglie Manuela Dorio a consentire ai volontari della protezione civile di trovare l'84enne di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, quando non aveva fatto rientro a casa. Ieri sera intorno alle 20:30 è andato a buttare la spazzatura e ha visto questo signore che camminava lungo questa via. Considerando che questa via è una via chiusa, l'ha visto andare verso i campi e, non essendo comunque conoscente della via, si è un po' insospettito, ma poi è rientrato a casa tranquillamente. Una volta rientrato ha visto un annuncio su Telefriuli che comunque si ricercava questo pensionato di 84 anni di Codroipo e che si cercava dal primo pomeriggio. Scattato l'allarme, la protezione civile insieme ai vigili del fuoco avevano allestito un campo base a Gonars dove era stata trovata l'automobile. Ricerche senza esito, fino a quando è arrivata la svolta grazie a Giovanni Malizia e a Telefriuli. Malizia non ci ha pensato un attimo e ha subito chiamato la sala operativa regionale, una storia che fortunatamente si è risolta con un lieto fine grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine in campo e gli organi di informazione. Nel frattempo comunque mio marito è voluto uscire per vedere se riusciva a vederlo
L'ha visto, l'ha un attimino bloccato, l'ha intrattenuto in attesa che venissero i vigili del fuoco. Poi sono arrivati e fortunatamente era lui e lo avrebbero portato in ospedale per gli eventuali controlli, comunque stava bene. Grazie. Presentato oggi il progetto del nuovo centro benessere collegato alle terme di Monfalcone. Nell'occasione c'è stato anche l'annuncio di un intervento da parte della Regione a sostegno di tutti i poli termali del Friuli Venezia Giulia. 150.000 euro a testa per Grado, Arta e Monfalcone. L'assessore regionale Sergio Emilio Bini, in visita alle terme di Monfalcone, ha annunciato che arriveranno un sostegno economico per i 3 poli termali del Friuli Venezia Giulia per far fronte al caro energia. Adesso con la garanzia che l'assessore ci ha dato e il sindaco di un finanziamento a ristorare questi costi aggiuntivi, sicuramente riapriamo all'utenza e soprattutto l'impianto di Arta per quanto riguarda l'inizio della stagione sciistica e mentre sulla prosecuzione dell'attività qui su Monfalcone. Accantonato ogni investimento a Trieste da parte di Terme FVG, Monfalcone sarà la prima città della regione ad avere delle terme con acqua calda naturale attraverso un investimento di 6 milioni di euro e il via al cantiere a settembre. Sorgeranno al fianco di quelle sanitarie che già oggi contano su 13.000 prestazioni in tempo di Covid e che riapriranno già il prossimo weekend. Un tassello in più per la città dei cantieri anche in chiave turistica. Per quanto riguarda i dati di presenze turistiche a Monfalcone abbiamo un più a doppia cifra, ma insomma non è mica scontato, e questo grazie alla qualità dei servizi che sono stati offerti e al restyling della città stessa. Le terme fanno parte del complesso delle attività che ci vede comune turistico a vocazione marittima e che questo comunque dà il via anche a una serie di altre opportunità che sono quelle del litorale, che sono quelle del Carso e che sicuramente anche con la realizzazione delle terme wellness che sorgeranno a breve qui accanto alle terme sanitarie sicuramente non potranno che implementare questo obiettivo. Via libera preliminare della Giunta regionale alla finanziaria 2023, una manovra da quasi 5 miliardi di euro. Questa mattina in Giunta regionale, dopo un importante confronto e approfondimento, abbiamo approvato in via preliminare la legge di stabilità e legge collegata per il 2023-25. Si tratta di una manovra finanziaria importante che ha una dotazione di ben 4 miliardi 760 milioni, utili ad andare a rirobustire tutte le misure che i colleghi assessori hanno previsto nelle loro specifiche competenze, e un occhio attento e dedicato al sistema degli enti locali, alla sanità, per citarne alcuni tra i più importanti. L'approdo della manovra al CAL è previsto per il 9 novembre, dopodiché continueremo il grande lavoro, l'impegno che abbiamo assicurato finora per fare in modo che questa legge di stabilità possa rispondere ancora di più e ancora meglio rispetto alle manovre finanziarie che abbiamo adottato in questi anni ad un periodo di grave incertezza, e soprattutto vorremmo riuscire a dare un contributo per contenere, ridurre il rischio recessione che viene preannunciato a partire appunto dal 2023. Assemblea del Partito Democratico questa sera alle 20:30 a Cussignac, la riunione molto attesa visto che in questi giorni sono iniziate le manovre politiche per le elezioni comunali di Udine nella primavera del 2023. Dopo gli incontri in direzione nei circoli svolti nei giorni scorsi, il confronto tra gli iscritti avverrà in assemblea anche per analizzare la sconfitta del 25 settembre. Dal dibattito non uscirà il nome del candidato per Palazzo d'Aronco, come più volte sottolineato dal segretario cittadino Martinez. Si fanno per le candidature i nomi di De Toni e Venanzi, ma una prima indicazione su possibili future alleanze per riconquistare il comune. Il gruppo locale del PD rivendica una propria autonomia nelle scelte, forte anche del buon risultato, 22% delle preferenze raccolte nello stesso comune di Udine alle politiche del 25 settembre. Cerimonia questa mattina in prefettura a Udine per la consegna delle onorificenze al merito. Sono una decina le persone che oggi in prefettura a Udine hanno ricevuto le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta in occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Va da sé che il valore di dare al merito vuol dire ingegno, vuol dire innovazione, vuol dire capacità di lavorare con gli altri, quindi anche tantissime infatti sono le forme di premiazione legate alle associazioni, alle pro loco, e molto e soprattutto anche la fine delle emergenze, tutti quelli che si sono impegnati nel settore della sanità.
Quindi queste sono state un po' le premialità maggiori, e poi ovviamente le forze dell'ordine, che quindi a maggior ragione oggi, visto che c'è anche ed è il 4 di novembre, vengono in questa occasione premiate 2 volte. È stata innanzitutto una sorpresa e un momento di commozione. Credo che vada condiviso il merito con l'operato di tutti i volontari della Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia, che poi rappresento. In Friuli Venezia Giulia abbiamo circa 3.000 operatori volontari attivi sul territorio nei diversi settori, dal settore sociosanitario con particolare attenzione alle nuove vulnerabilità, alle nuove povertà, dal settore della risposta all'emergenza al settore della diffusione dei principi della buona educazione sanitaria. Onorificenze anche in prefettura a Gorizia. Da oggi Bruno Pizzul è commendatore della Repubblica, con una dedica speciale alla moglie. Da questa sera commendator Bruno Pizzul. Sì, la speranza è che però non mi chiamino così. Io sono sempre stato Bruno per tutti, Bruno ancora, pur essendo fiero ed orgoglioso di questo riconoscimento, che peraltro mi ha anche un po' imbarazzato. A chi dedica questa onorificenza? Boh, guarda, la dedicherei ovviamente a mia moglie, ai miei figli, alle mie famiglie, ma a tutti coloro che nel mondo dello sport hanno operato in maniera sana, genuina e compatta, perché il valore della pratica sportiva è indubbiamente un qualcosa che va al di là del risultato agonistico e che può costituire un sentiero di educazione civile. Ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Tra pochissimo l'informazione sportiva, poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.